Nella splendida cornice del cortile Platamone, Palazzo della Cultura di Catania, appuntamento con la seconda edizione del Penalty Awards, il riconoscimento ai migliori atleti tecnici e dirigenti del calcio dilettantistico siciliano in un evento unico e suggestivo. Lunedì 8 giugno 2015 alle ore 18, con ingresso gratuito, il Penalty Awards 2015, organizzato da Play Village in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e patrocinato dal Comune di Catania. Penalty Awards, seconda edizione, in onda su Video Mediterraneo, canale 11, domenica 14 giugno alle ore 19, da non perdere. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, una location non tradizionale, quella del nostro studio di Modica, ma bensì la location dove si svolgeranno appunto i Penalty Awards domani alle 18 presso il cortile Platamone, Palazzo della Cultura a Catania, in via Vittorio Emanuele 121, tra l'altro ingresso gratuito. Questa manifestazione la potrete vedere poi direttamente domenica prossima all'interno del consueto spazio a partire dalle 19 di Penalty. Dicevo, abbiamo messo da parte le nomination del campionato di eccellenza, ma prima di conoscere i nomi riguardanti il campionato di promozione vogliamo dedicare uno spazio ad una squadra che si è particolarmente distinta nel campionato di promozione, ha pure vinto il campionato. Parliamo della Sicula Leonzio. You say that all is going great, but I just can't get away. And I know it's not enough, 'cause I've been falling in love. And you say your love is far away. Do you think of him every day? You worry you'll forget his name, and I don't care. You see me as a friend, but please just keep on dancing. Forever always ends, you know. Fall in love, you and I, can't afford to waste our time. Sun is up in the sky, we don't even know the reason why. So high, we were so blind, because we got high one night. And I know I'm wrong, but I just don't care at all. I'll catch you when you fall, and I don't care. See me as a friend, please just keep on dancing. Forever always ends, you know. Fall in love, you and I, can't afford to waste our time. Sun is up in the sky, we don't even know the reason why. I don't know what makes him be so fly, that he's got game, every hypnotized, and I can be as level fed, but not king enough that I'll be fed to fame. Swear I wrote well, but one day you'll be mine. Fall in love, you and I, can't afford to waste our time. Sun is up in the sky, we don't even know the reason why. You said that all was going great, but I just can't get away. Abbiamo fatto una stagione da protagonisti, dalla prima giornata in testa,
Abbiamo fatto in 2 anni più punti di tutti, per salire in eccellenza abbiamo dovuto vincere 2 campionati e vuol dire che la gioia oggi è quadrupla, quindi ce lo siamo meritati sul campo, siamo stati padroni di questo campionato, un campionato difficilissimo. Vincere a Lentini è già difficile, farlo in un campionato del genere a questa vittoria i contorni dell'impresa. La dedico alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio Francesco, a mio papà che non c'è più e che sono sicuro sta gioendo insieme a noi. Orgogliosi e regaliamo questo successo a una città così bella come Lentini, sperando che sia il viatico questa vittoria per poter ritornare nel calcio che una città e una tifoseria del genere meritano alla grande. Sono ottimista per il futuro, lo sapevamo, quindi devo riportare cose importanti a Lentini e sono molto contento. Ecco, tutti vogliono sapere progetti per il futuro? Intanto riposiamoci, dobbiamo riposare un pochettino e poi ripartiamo, siamo tranquilli, ho appena vinto un campionato, siamo tranquilli e va bene così. Una dedica particolare? Una dedica particolare a me stesso, che me lo merito tanto, a me stesso sicuramente. Era quello che sognavamo da quest'anno, anzi da 2 anni, quando abbiamo messo qua piede a Lentini. È una gioia indescrivibile, è qualcosa che si deve vivere per poterla descrivere, ed è il coronamento di un'annata grandiosa, strameritata, e che comunque va un plauso a questo. Aggiungo di 2 anni. Sì, sono stati 2 anni, perché anche l'anno scorso noi avevamo meritato questa promozione che poi ci è stata deturpata, sapete benissimo, dal caso Acireale. Quest'anno non era facile, ma siamo ripartiti con più grinta, con più organizzazione e abbiamo raggiunto l'obiettivo. La cavalcata della squadra siracusana, la Sicula Leonzio che ritorna nel calcio che conta dopo aver vinto, devo dire anche meritatamente, il suo girone. Passiamo adesso alle nomination, lo facciamo subito presentando le nomination quale miglior portiere del campionato promozione 2014-2015.
Abbiamo dunque conosciuto i 3 nomi che gareggeranno per il Penalty Awards nel ruolo del portiere campionato promozione 2014-2015. Adesso è la volta dei difensori. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Dopo aver conosciuto le nomination dei difensori è la volta adesso dei centrocampisti. Parliamo sempre del campionato di promozione. Cause I got soul, and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm staying up late just to pass the time. And your parents don't like it when you out getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Abbiamo dunque conosciuto le nomination dei centrocampisti. Voglio ricordarvi naturalmente che Penalty Awards è un evento organizzato anche e soprattutto con la collaborazione dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Sicilia, nonché una manifestazione patrocinata dal Comune di Catania. Ma su tutti devo come al solito ringraziare i ragazzi della redazione
Mario Cardone, Alessio Patti, Peppe Aragona, che hanno lavorato insieme a me per tutta questa stagione. È arrivato adesso il momento di conoscere le nomination quale miglior attaccante del campionato di promozione 2014-2015. Troublemaker girl, you had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain, and I wanna know. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, location stravolta, non siamo nel classico studio di Modica, come ho detto già abbondantemente altre volte, ma ci troviamo presso il cortile Platamone, che sarà la sede di domani pomeriggio alle 18, quando tutto il gotha del calcio dilettantistico parteciperà all'evento Penalty Awards, che vi ricordo ancora una volta, sino alla noia, potrete seguirlo su Video Mediterraneo domenica prossima a partire dalle ore 19. Dopo gli attaccanti è il momento di conoscere le nomination quale miglior allenatore stagione 2014-2015 categoria promozione.
3 nomi su tutti, quelli segnalati dall'AIC, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio Sicilia. Saranno loro che si battaglieranno per vincere il Penalty Awards nella categoria promozione. Adesso è la volta di conoscere i 3 invece che gareggeranno per la categoria dirigenti. Conclusa dunque tutta la categoria di promozione, abbiamo avuto modo di presentare il gruppo riguardante le nomination quale miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior tecnico e anche miglior dirigente. Ci fermiamo, però prima della pubblicità guardiamoci insieme la clip che abbiamo realizzato nel corso della stagione. Parliamo della clip dedicata interamente allo Sporting Taormina che, come tutti ben sanno, ha raggiunto il campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. Lo aspettavamo da tanti sacrifici, dopo un anno veramente di battaglie, adesso finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo che speravamo. In questo momento ci godiamo questo grande successo che penso che sia meritato, anche perché, come dicevo Remore, dall'anno passato abbiamo perso quello che abbiamo perso. Ce lo godiamo fino all'ultimo, in attesa che ora andremo a giocarci le semifinali della Coppa e cercheremo di andare avanti anche in quella competizione per quanto ci riguarda.
Clip doverosa per lo Sporting Taormina, guidato da Marco Coppa, che ahimè non è rientrato nelle nomination quale miglior allenatore per la stagione 2014-2015 nel campionato di promozione, ma rimane comunque un plauso sicuramente importante per l'allenatore catanese, che il prossimo anno guiderà sempre la squadra messinese. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, tra poco ritorniamo di nuovo qui nella splendida cornice del cortile Platamone per conoscere anche le nomination di prima categoria. Non vuole traggino mai la cara pace, né giunga a profanargli ostro rapace. Caffè President, l'esclusività dei vostri gusti. Caffè President, la bontà e la qualità insieme in un connubio vincente. Caffè President, breakfast, lunch, happy hours. Caffè President, Viale Vittorio Veneto 241, Catania. Caffè President, bar, pasticceria, gelateria. Caffè President, la libertà di essere genuini.